Ad Agrigento proseguono velocemente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord-ovest retrostante i Palazzi Crea al Viale della Vittoria e in particolare lungo il banco calcarenitico in corrispondenza della via Picone sottoposto a elevato indice di rischio idrogeologico e ad alta pericolosità. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato, con il responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Francesco Vitellaro, e il direttore dei lavori, ingegnere Salvatore Lombardo, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere e seguito personalmente ogni fase dell'intervento. Sottolinea, oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone, bonificheremo l'intera area con vantaggi per tutta la cittadinanza. L'impresa esecutrice dei lavori, la CVS SRL di Aragona, ha già provveduto ad approvvigionare le armature per realizzare i pali di grande diametro e stiamo già lavorando al ripristino di un vecchio muro di calcestruzzo armato. Il finanziamento di circa 2 milioni di euro è a valere sulle risorse finanziarie del POFESR 1420. L'importo dei lavori è di circa 1,5 milioni di euro. L'intervento in materia di consolidamento del versante nord-ovest delle palazzine di Viale della Vittoria e del versante la via Picone si aggiungono a quelli già avviati di via Favignana a Monserrato, il muro di San Vito del Comune e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè. Dalla protezione civile regionale continua quindi senza sosta il lavoro dell'ufficio tecnico con l'assessorato comunale ai lavori pubblici e alla protezione civile di competenza dell'assessore Principato. La data prevista per il completamento dei lavori è fissata per la fine di quest'anno.